tutti, sono contento di vedervi, vedo tante facce note, amici. Il Circolo Veneto ha ritenuto di fare questa iniziativa, ci conosciamo tutti, il giorno di telecamera, quindi sarei il presidente del Circolo Veneto, fino a che vi voglio, non ci sa. E abbiamo tanto tempo fa abbiamo incontrato il professor Rica, che voglio ringraziare ancora qua pubblicamente. Voce per favore, poi voce. Ho incontrato tempo fa il professor Rica, che ringrazio per quell'incontro molto proficuo per me che di Circolo Veneto, tant'è che lui ha dato subito delle bellissime idee e io l'ho incastrato. Infatti la tessera del Circolo Veneto, che voi forse non avete tutti, forse che dovreste avere, è stata ideata dal professor Rica. Quindi professore, questo è un titolo di merito che già questo merita un applauso. E poi sarete curiosi di vedere questa tessera, vi farete il versamento relativo nel conto corrente, insomma, un applauso lo faremo nei vostri confronti. Vedo che il nostro cassiere economo sorride, siamo tutti contenti. No, scherzo sempre io, perché bisogna scherzare a questo punto, abbiamo già avuto tempo, c'è la pioggia, c'è la guerra, bisogna scherzare. Per al di là degli scherzi volevo veramente, sono contento che poi il professor Manno, che voi conoscete meglio di me, loro si sono frequentati, che hanno frequentato il mondo dell'arte, il mondo della scuola, il mondo dell'insegnamento della storia dell'arte. Il professor Manno, quando abbiamo parlato di questa frequentazione con il professor Rica, disse: ah, benissimo, inseriamo subito una sua iniziativa all'interno del progetto Venezie, che è un progetto che il Circolo Veneto in qualche maniera ha partorito, ma su indicazione e su realizzazione tecnica del professor Manno, che sta avendo un grandissimo successo, con una riunione una volta al mese a Candiani. Chi viene deve arrivare puntuale, perché cominciamo alle 18, giusto la sera, alle 18 si comincia tassativi, alle 18:10 non si può più entrare perché c'è tutto riempito. E il merito, vero che è così, è il merito del professor Manno, il quale merita il suo applauso questa sera. E merita l'applauso perché non solo lui è bravo, ma è ancora più bravo perché sa trovare dei relatori che focalizzano l'attenzione della gente. Ma abbiamo già parlato anche troppo di cose che non c'entrano. Torniamo a questa bellissima iniziativa che il professor Rica presenta. Io mi auguro che presto sia stampato questo libro. No, è già stampato. Ah, è già stampato. È già stampato, È là. Ma in vendita. Io pensavo solo delle copie. C'è la gestione delle vendite e diffusione e dell'editore nella persona della signora Laura. Buonasera. Laura, allora lei l'applauso lo facciamo anche a lei, perché grazie. Costava tantissimo, e certo. Lei ha fatto un prezzo buonissimo e quindi Certo, 30 euro per tutti. Anche per me. Quindi siamo molto contenti e soddisfatti. Sì, siamo potuto realizzare questo tuo sogno, questo tuo disegno di presentare. Non è facile, trovare un editore che sborsi gli anticipi, parecchie decine di migliaia di euro, per avviare un prodotto editoriale. E poi i soldi entreranno, ma chissà quando. Però professore, la signora ha fiuto, perché ha già capito che questa è un'operazione culturale, ma che non sarà in perdita. Infatti io comprerò sto libro e pagherò i 30 euro, e quindi ha già una bellezza. Io le regalerò il calendario. Detto questo, noi siamo qua per festeggiare il professor Rica, ma vogliamo dare un contenuto culturale. Io credo che il professor Manno saprà intrattenerci molto meglio di me sulla parte culturale di questa iniziativa, che si inserisce all'interno del progetto Venezie. Poi lui potrà darci anche delle indicazioni rispetto a questo progetto. Caro professor Manno, cedo la parola, cedo il microfono. Buonasera a tutti. Io vi invito a venire più vicini perché sono reduce da un abbassamento di luce e non so se
Noi qui siamo per una mostra dove ci sono delle tavole illustrative, però siamo per una mostra che nasce per la pubblicazione di un libro, quindi abbiamo una grande fortuna perché oltre a poter esaminare il libro, vederlo e eventualmente anche di acquistarlo, abbiamo la fortuna di vedere le tavole preparatorie e anche di poter fare le nostre domande, di chiedere quanto ci incuriosisce allo stesso autore di queste tavole, che sarà presente anche nei prossimi giorni, perché la mostra rimarrà aperta, e vi prego di dirlo ai vostri amici che possono essere interessati, dal 3 al 12, e qui Pietro sarà presente e quindi disponibile a rispondere a tutte le domande, sia di carattere culturale ma anche e soprattutto tecnico-artistico, ed è una bella occasione perché non capita spesso. Allora io dicevo, siamo qui per parlare di un libro e delle tavole illustrative che stavo per dire corredano, ma non è così, perché in realtà il libro su Venezia del Cinquecento è fatto dalle stesse tavole, poi è il frutto di una collaborazione con altri autori che hanno fatto le ricerche, che hanno scritto i testi che accompagnano, ma noi potremmo parlare di un libro speciale, non sono moltissimi, dove sono le immagini che conducono il filo del discorso e che consentono di dipanare e di seguire questo viaggio che ci viene suggerito nella Venezia del Cinquecento. È un viaggio apparentemente ridotto, perché se si legge l'introduzione si scopre che si parla di una Venezia particolare, quella che va dal 1500 al 1515, ma in realtà, se poi dopo osserviamo con attenzione le tavole, sfogliamo il libro, ci accorgiamo che è una raffigurazione, una rappresentazione che va ben oltre questo arco di tempo. Tanto è vero che è chiaro anche in questa mostra, perché questa mostra incomincia qua alla mia destra con alcune tavole preparatorie, quindi c'è anche un discorso di impostazione del progetto, come nascono questi disegni, gira in questo senso e finisce alle vostre spalle con una Venezia attuale. Ma ripeto, lo scopo, l'obiettivo era quello di raffigurare la Venezia del Cinquecento. E naturalmente, siccome il libro poi non si limita alle illustrazioni, c'è una storia che viene narrata. Questa storia, che è il frutto di un discorso, di un incrocio, di un confronto fra gli autori che hanno scritto i testi, che hanno seguito le proposte di Pietro, è una storia che vede un ragazzino di 12 anni che si chiama Giacomo, che viene portato a Venezia, lì incontra altri ragazzini veneziani più o meno della sua età, e soprattutto, questa è l'invenzione diciamo, della narrazione, e vengono accompagnati nel vedro delle calli, dei monumenti e soprattutto della storia di Venezia da una guida di eccezione che si chiama Fra Paolo. Sembrano nomi casuali, in realtà io non lo credo affatto, poi loro non lo richiamano, perché un ragazzino che va in giro, quindi che cammina per Venezia, si chiama Giacomo. Voi dovete sapere che Giacomo è il nome del santo famoso per i suoi pellegrinaggi, è il simbolo un po' del viaggiatore, e quindi il piccolo Giacomo, è un'invenzione narrativa, viene condotto da questo frate che si chiama Fra Paolo. Chi conosce un po' la storia di Venezia sa benissimo che c'è un Fra Paolino famosissimo, perché nel 1340 Fra Paolino, che è il di Venezia, è il primo che disegna una pianta di Venezia, una pianta schematica, ma che è seguitissima, è stata la base dalla quale poi si è sviluppata tutta la cartografia veneziana. Il testo di cui stiamo parlando nasce proprio da questa tradizione cartografica, perché l'argomento principale, il pretesto, possiamo dire, che muove tutti gli autori e anche la narrazione, è una famosissima veduta che tutti voi sicuramente conoscete, della quale avete sentito parlare, ed è la veduta di Jacopo de Barbari. Questa veduta noi sappiamo che è stata pubblicata nel 1500 anno esatto, ed è la ragione per cui nell'introduzione leggiamo proprio questo inizio, no? Perché l'intento degli autori che accompagnano e che scrivono, che concepiscono questo libro per i ragazzi, ma in realtà è un libro anche per adulti, è quello di partire dalla grande impresa messa in piedi da Jacopo de Barbari
Noi possiamo vedere la sua famosissima incisione dove si vede una veduta dall'alto di Venezia. Nei prossimi giorni posso portarne una riproduzione sufficientemente grande. Possiamo vedere, però c'è magari più ridotta, c'è anche nel libro. Ed è una veduta che celebra la grandezza della Venezia di quell'epoca, e in base a questo espediente narrativo il libro incomincia il percorso che questi ragazzi compiono all'interno della città. E Pietro, da abile disegnatore e anche conoscitore di Venezia, si confronta proprio con i De Barbari, che quando voi poi magari avete già fatto, vedete queste vedute dall'alto, tutte quelle che inquadrano il tessuto urbano di Venezia, il riferimento è direttamente a questa operazione culturale straordinaria, perché il De Barbari a quell'epoca si servì di tantissimi aiutanti che salirono sul campanile. Una volta non c'era aereo, non c'era drone, non c'era nessuna possibilità del genere, salirono sui campanili sotto la regia del De Barbari. Adesso non voglio entrare nei dettagli tecnici, riuscirono a comporre questa veduta straordinaria di Venezia. Fin qui il pretesto, ma qui bisogna fare qualche osservazione, perché Pietro Ricca non si propone affatto di riprodurre il De Barbari. Sarebbe un'operazione quantomeno banale. Pietro Ricca è affascinato dall'idea e soprattutto dal fatto che il De Barbari riesce a rappresentare Venezia nella sua infinita molteplicità, quindi locali, finestre, sottoporte, monumenti famosi, meno famosi, case di artigiani. La straordinaria bellezza di quella veduta è proprio il fatto che ci consente di abbracciare Venezia con un unico colpo d'occhio, ma se noi abbiamo tempo e se ci fermiamo possiamo entrare tra le calli, possiamo entrare nella piazzetta di San Marco, possiamo vedere Venezia come era proprio nell'anno 1500. Ed è questo aspetto che ha attratto Pietro Ricca, perché quando raffigura la Venezia vista dall'alto, Ricca è attratto dal vetro delle calli, dal labirinto di Venezia. Ma ripeto, siccome Ricca non copia, c'è una grande differenza, perché Pietro Ricca non ha al suo seguito delle persone che vanno per lui a vedere e studiare Venezia e gli riportano giustizia. Pietro Ricca si avvale di altri strumenti, va bene, ma soprattutto Pietro Ricca introduce nelle vedute di Venezia il colore, ed è un aspetto di non poco conto, perché se poi lo osserviamo bene queste vedute che voi vedete appese, soprattutto ripeto le vedute dall'alto di Venezia, vi accorgete che Pietro Ricca sembra quasi ignorare il chiaroscuro, le ombre. Lui riesce a darci l'effetto della tridimensionalità, l'effetto della Venezia concreta attraverso il gioco dei colori. I tetti sono sui toni dell'arancio, eccetera, diventano più o meno scuri e questo ci dà la possibilità di capire il solido che compone un'abitazione, un palazzo o un monumento. Ma Pietro Ricca, forse io non so se lui se ne rende conto, credo di sì, perché Pietro Ricca nasce come grafico, e dopo ci accusano sempre no, che quando facciamo la storia, la critica, no? Diciamo delle cose che gli autori non pensano. Però la storia dell'arte è così. A volte quando noi vediamo le immagini ci vediamo delle cose che non appartengono più all'artista. Questa è la potenza dell'immagine, cioè che oltre a venire da qualcosa che parte dall'interno, dal cuore, dalla mente dell'artista, poi sprigiona tante possibilità di evocazione, no? Bene, io quando guardo queste vedute colorate di Pietro Ricca non posso far a meno di pensare, proprio per questi pezzi, questi frammenti di colore che si uniscono tra di loro, a una sorta di mosaico. È un mosaico tridimensionale dove le cose ci vengono avanti e vanno indietro, però è un mosaico. È qualche cosa che mi porta non solo a guardare l'insieme, ma come nel De Barbari mi porta a guardare nel dettaglio.
quello che disegna e che colora Pietro Ricca è qualche cosa che mi catapulta all'interno dell'oggetto di Venezia, all'interno della complessità di Venezia. E qui c'è un pericolo, ma è un pericolo affascinante, è talmente dettagliata la descrizione che io posso ammirare in queste tavole che rischio di rimanerci imprigionato. Cioè Pietro Ricca costruisce dei microcosmi, li mette insieme, ci forma Venezia, ma sono talmente dettagliati, talmente studiati, va bene, che se io lo seguo, magari anche armato di lente di ingrandimento, rischio di rimanere lì e di non uscire più, ma nel senso della bellezza, della illusione che mi creano questi disegni. E quindi questo, posso dire, è il frutto di una grandissima fantasia, di una grandissima inventiva. Per questo ho voluto rimarcare che non c'è una ripetizione o una semplice riproposizione del debacle. Ho voluto rimarcare questo aspetto di Pietro e del suo modo di ricercare. È un modo di ricercare che si riflette anche nel lavoro. Io so da lui che spesso si perde lui stesso nei suoi lavori, che è capace di stare ore e ore e ore. E qui non stiamo parlando solamente del segno, del lavoro grafico che uno deve necessariamente compiere per arrivare a questi risultati, ma stiamo parlando di un lavoro di una vita, perché potete vedere anche i suoi lavori, che sono alle mie spalle, sono anche di là dedicati a Venezia, ma tutta la vita non si occupa solo di Venezia. Sono lavori che comportano uno studio costante. Le tavole che voi vedete sono il frutto di una cultura figurativa immensa, coltivata, stratificata in decine e decine di anni di libri sfogliati, di manifesti. Pietro Ricca è un noto collezionista di manifesto, e di un lavoro continuo, perché una caratteristica degli artisti è quella di vivere delle immagini. Cioè, noi magari possiamo leggere i libri, eccetera, guardiamo i testi scritti, ma l'artista vive di immagini. A volte poi magari se le dimentica, però rimangono dentro, riemergono fuori a seconda dei lavori, vengono trasformati. Ecco. Naturalmente, quindi arrivo alla conclusione, per scrivere Venezia nel Cinquecento è un'impresa titanica, dico impossibile, no? E Pietro ha voluto fare delle scelte, sono scelte che comunque mantengono una panoramica, potrei dire enciclopedica. Io adesso non voglio citarvi tutti i capitoli del libro, ma si spazia dai monumenti alla vita istituzionale, al tessuto edilizio, alle tradizioni, eccetera, eccetera. Però c'è qualche cosa che ha particolarmente affascinato, un argomento che ha particolarmente affascinato Pietro, e che è quello del mestiere. Il fascino dei mestieri veneziani, dei mestieri antichi, soprattutto negli inizi del Cinquecento, è quello che ha ipnotizzato lo sguardo e la ricerca critica. Ed sono le altre tavole che voi vedete. Ci sono delle tavole straordinarie, come per esempio si vede la bottega del vetraio, si vede la bottega dello stampatore, si vede, non poteva mancare, la bottega del pittore, che è poi tra l'altro quella di Carpaccio, che è un pittore che vive proprio in quegli anni che abbiamo detto, all'inizio del Cinquecento, va bene? E qualcuno potrebbe dire, ma insomma, è tutto descrittivo. No, e qui c'è l'altra qualità che a me piace tantissimo di Pietro. Pietro non descrive, ma non descrive, perché se voi avete tempo, magari per fermarvi su una tavola piuttosto che su un'altra, poi magari ritornate, scoprite che nelle sue tavole c'è sempre qualcosa di inaspettato. Là c'è una tavola, per esempio, sul Ponte di Rialto. Allora, intanto il Ponte di Rialto all'inizio del Cinquecento non era quello che vediamo adesso, era quello di legno che si vede nei dipinti del Carpaccio, con il ponte levatoio al centro che si apre e si chiude per far passare le navi. Poi guardate, osservate attentamente, vi accorgete che dietro il Ponte di Rialto c'è il fondaco dai tedeschi, per chi conosce Venezia, dove c'erano le poste, e ci sono impalcature
Sulle pareti esterne noi sappiamo che in quel periodo il fondo degli tedeschi è stato affrescato dal Giorgione e dal giovane Tiziano. Va bene? Ma la cosa più divertente, credo di osservare, è che lungo il Canale Grande, a ridosso del ponte di Rialto, si vede una barchetta con il Doge. Va bene? E il Doge, vestito di tutto il punto, che si riconosce dai suoi abiti cerimoniali, è lì in piedi che guarda il ponte vecchio, ma c'è qualcuno, probabilmente un architetto, qualche proto, qualche aiutante della Serenissima Repubblica, che gli mostra un progetto, un disegno. E se voi osservate attentamente, è veramente piccolo, ma si vede molto bene, non è il ponte che stanno guardando, è il ponte di Rialto che lo studiano alla fine del Cinquecento. No? Che cos'è? È un errore? Ma assolutamente no, questo si chiama licenza. No? Cioè l'illustratore che conosce la storia di Venezia, disegna in maniera fedele quel ponte perché è ripreso dalle riproduzioni dei Bellini che noi conosciamo, va bene anche di Salpare e Carpaccio, e però ci aggiunge questo dettaglio, cioè di quello che sarà il ponte, delle vicende che seguiranno la costruzione del nuovo ponte. Per non parlare poi di altre tavole dove si vede l'arsenale, la concitazione dell'arsenale, oppure un'altra tavola che mi ha affascinato moltissimo è quella del campo di Santi Giovanni e Paolo, per intenderci, quello dove adesso c'è l'ospedale civile. Lì c'è una miriade di personaggi che vanno, vengono, sono gli operai che stanno allestendo gli ultimi dettagli della facciata del portale che è stato costruito in quell'epoca, e però se voi osservate, tra le persone, tra la congerie di donne, di uomini veneziani che vanno e vengono, c'è un ragazzino che sta facendo l'equilibrista sopra il fusto di una colonna. No? Questa è l'invenzione, no? Ed è l'invenzione affascinante che ci porta dentro il dipinto. È la Venezia del Cinquecento? No, quella lì è la Venezia del Cinquecento di Frigorisca, che è un'altra cosa, perché questo è un libro di storia, senz'altro, perché è documentato oltremodo, ma è anche un libro, possiamo dirlo, di fantasia, perché Pietruica è un artista. Pietruica nasce come grafico, siamo stati colleghi, ma insomma Pietruica ha insegnato al vecchio istituto d'arte, progettazione grafica, adesso non mi ricordo tutta la direzione della disciplina, no? E si sente molto il legame che Ricca ha avuto con la pubblicità, con la grafica pubblicitaria e anche e soprattutto con le tecniche artistiche, perché voi qui vedete per Venezia mi pare di vedere al volo, sono tutti acquerelli, no? Però Pietro Ricca è uno che disegna intanto, disegna a china, ma usa tante tecniche, perché è quello che poi tra l'altro nel passato si insegnava a scuola, non voglio entrare in polemica, però ecco, questa frequentazione, questo impegno anche nella scuola ha portato poi Pietro a coltivare queste tecniche. Ce ne sono tante altre, adesso io qui non mi voglio derivare. È un viaggio straordinario, il gruppo di ragazzini finisce ammaliato dalle cose che apprendono grazie alla guida di Fra Paolo, e poi c'è il commiato e si salutano, si riscopre che il nostro Giacomo torna a Mestre, perché è un mestrino. E quindi noi non abbiamo fatto altro che fare quello che Giacomo ha già compiuto, cioè siamo tornati a Mestre a vedere Venezia. Grazie. Sì, ma proprio due, perché insomma il piede non è tanto bello stare ad ascoltare. Dunque, intanto ringrazio l'associazione per quello che ha fatto, per la possibilità di poter fare una mostra in un posto prestigioso, che poi come dimensione è sempre fatta apposta per questo materiale, perché Pietro Ricca ha fatto tanti anche un artista, un storico, un incisore, quindi altri spazi avrebbero richiesto l'esposizione di altro materiale. Sì, Antonio verso la fine ha detto che io ho lavorato nella pubblicità e nella pubblicità si usa un artefatto che si chiama illustrazione, vale a dire ti danno un testo, un concetto e uno deve svilupparlo, visualizzarlo. Questa immagine che ne viene fuori
non è un'immagine che viene attaccata sulla parete, è un'immagine che appare sulle riviste, sui giornali, sui libri, un'immagine che dovrà essere letta da migliaia di persone alfabetizzate, persone con la terza elementare, persone poco interessate, eccetera. Per cui l'illustrazione non deve ingenerare dubbi, perplessità, eccetera, deve essere chiara. Per cui la localizzazione degli oggetti, in questo caso delle persone, è fatta in modo tale che non ci sia, che sia leggibilissimo, pur essendo i colori quasi tutti uguali. Ecco, quindi questo è il concetto di illustrazione. Ecco, siccome diciamo indicazione, in fondo c'è una cartella dove ci sono altri disegni su questo libro, ma ci sono anche i disegni che io ho realizzato per la pubblicità a Venezia, cioè per il Comune, per la CIGA, per la Veritas, per la C2, cioè ho realizzato parecchi lavori e appunto sono documentati là. Il libro nasce nel 2001 e dovevo parte di un progetto di 3 libri. Cioè, uno era l'infanzia di Marco Polo, che ho pubblicato nel 2001, ed è Venezia medievale. Poi c'è Venezia nel 1500, poi c'è Venezia nel 1700, Secolo dei Lumi, e poi c'è la Venezia del Novecento che riguarda l'acquedotto, la ferrovia, il mulino studi, eccetera. Poi siccome non è facile trovare un editore, vendere un libro, eccetera, eccetera, praticamente su questo libro ho fuso tutti e 3 gli altri, che io non so, per l'epoca avevo già iniziato a documentarmi, a stilare delle tavole, per cui ho fatto in modo di tirare per i capelli le tavole già fatte e inserire un po' quella di Venezia era l'ultimo, fa parte dell'ultimo Pintacat, per cui utilizzando un certo escamotage e anche quello di, come dire, all'interno del libro, di realizzare degli angolini, dei pezzettini dove si passa dal registro, diciamo, del racconto del frate, eccetera, alla puntualizzazione tecnica. C'era adesso non mi ricordo chi sia lo storico dell'arte, che distingue fra l'artista, personificato, e il grafico. Cioè l'artista è un po' il prestigiatore, quello che non dico vende fumo, ma è quello che gioca sulla praticità del filo, della grossa pittura o del manufatto, eccetera. Invece il grafico è il chirurgo, quello che va dentro le cose, cioè quello che tira fuori quei concetti, diciamo, quell'oggettività che c'è. Se uno tira fuori le budella assolvono una certa funzione, occupano certi posti e servono a certe cose. Ecco, lo stesso avviene nella pubblicità. Per questo non ci, all'interno delle immagini, se c'è il gattino c'è un motivo, se la figura sta facendo una cosa ma c'è un motivo, c'è una storia nella storia, perché può capitare che, non so, pubblicate il libro, una persona non ha da fare e si perde una giornata su una tavola. Ecco, quella persona su quella tavola potrà restare delusa come potrà restare contenta, perché avendo tempo, vediamo cosa sta succedendo e tutto deve filare liscio. Ecco il famoso, come dire, la puntualizzazione che viene richiesta dal manufatto pubblicitario oggettista. Io faccio un disegno e quello che io faccio può capitare a mano dello storico dell'arte, della persona colta, ma io non devo dare per scontato che se un detersivo che va alla massaia non deve andare nelle mani dell'insegnante di storia dell'arte. Quindi anche la confezione del detersivo che va in mano alla massaia deve essere impegnata. Ecco, vi ringrazio per essere La mostra dura fino a quando? Fino alle 12 il pomeriggio e anche la mattina, e quindi anche
Io sono qua a disposizione di chi Noi vuole avremo con calma venire a farmi compagnia. Va bene? Grazie a voi. Grazie.